Buongiorno, sono Filippo Olivelli, professore di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Macerata. Il tema che ho deciso di affrontare nell'ambito del progetto PRIN Livable è quello della sostenibilità economica del sistema di sicurezza sociale ed in particolare di come recenti sentenze della Corte Costituzionale abbiano inciso proprio su questo aspetto, in particolare sulla spesa pubblica inerente ai trattamenti di assistenza. Come è noto, la Costituzione pone al centro della convivenza sociale e politica la persona e la sua dignità, articolo 2, individuando proprio nel lavoro lo strumento per superare le condizioni di disuguaglianza e consentire il pieno sviluppo della persona, articolo 4. D'altra parte, il primo comma dell'articolo 38 si occupa proprio di chi non può lavorare, garantendo ad ogni cittadino, al contempo inabile al lavoro, cioè privo di capacità lavorativa e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, cioè privo di risorse economiche idonee a assicurare almeno la soddisfazione delle esigenze di base, il diritto al mantenimento e all'assistenza. Il quadro istituzionale di quest'ultima branca del diritto è ispirato al principio di sussidiarietà verticale. Da un punto di vista diacronico dobbiamo partire dall'emanazione del decreto legislativo 112 del 98, che ha conferito a Regione, Province e Comune da rivaste le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi sociali e successivamente dobbiamo far riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la legge 328 del 2000, che ha disegnato l'attuale assetto organizzativo dell'assistenza sociale. Se non che la questione è divenuta più complessa perché la legge costituzionale 3 del 2001, nel riformare il titolo quinto, ha attribuito alle regioni la potestà legislativa residuale in materia di servizi sociali, riservando allo Stato la sola definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Tuttavia la riforma del 2001 non ha modificato o comportato il superamento del precedente modello legislativo per il quale comunque lo Stato provvede all'erogazione di una serie di prestazioni assistenziali tese a tutelare o al superamento dell'inabilità civile oppure al miglioramento e al superamento di situazioni singole e familiari di povertà estrema. Nel tempo si sono susseguite l'iniziativa per il sostegno all'inclusione attiva, la SIA, il reddito di inclusione, il REI, il reddito di cittadinanza e dal 2024 l'assegno di inclusione. Come vi dicevo, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte su questi strumenti di politica sociale, prospettando un quadro interpretativo che può essere sintetizzato partendo da 3 sole sentenze. La numero 10 del 2010 ha riguardato l'impugnativa di una norma che aveva introdotto la social card, appunto una card tesa all'acquisto di beni primari e il pagamento delle forniture energetiche. Il giudice rimettente presupponeva la violazione della competenza regionale. Tuttavia è importante specificare che secondo la Corte questo tipo di normativa va a tutelare una situazione di estremo bisogno e difficoltà nella quale possono versare talune persone e ciò rientra nei livelli essenziali delle prestazioni che, secondo la Corte appunto, non è una materia di per sé, non è una materia in senso stretto, è anzi una competenza di tipo trasversale che dunque consente una restrizione dell'autonomia regionale perché a norma degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nel caso in cui sia necessario tutelare il nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, è legittimo per l'ordinamento provvedere ad una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo. Successivamente, la sentenza 50 del 2019, che affronta invece una differente questione inerente all'assegno sociale, si trova a dover dirimere la questione inerente alla richiesta contestuale per lo straniero sia del permesso di soggiorno e di lungo periodo,
che la condizione di residenza legale nel nostro paese in via continuativa per 10 anni. Ebbene, la Corte Costituzionale ritiene che, pur rispettando i principi di cui appunto alla Costituzione e al diritto internazionale, il legislatore può riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, poiché questa situazione ha generato un adeguato nesso tra la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica e l'erogazione della provvidenza. Insomma, emerge, in coerenza con la precedente sentenza, un duplice livello per cui da un lato è assolutamente necessario preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani, comunitari e extracomunitari, se è necessario tutelare un bisogno primario ascrivibile all'articolo 2 della Costituzione quale diritto sociale dell'individuo. Tuttavia, parole della Corte, stante la limitatezza delle risorse disponibili, al di là di questo confine, rientra nella discrezionalità del legislatore imporre per differenti misure criteri restrittivi se non addirittura di esclusione. Questa duplice distinzione è fatta propria anche dalla recentissima sentenza 31 del 2025, una delle tante sul reddito di cittadinanza, che nel merito riconosce che il requisito che era posto ad uno dei componenti del nucleo familiare di residenza decennale in Italia è sproporzionato e pertanto con un'interpretazione vicina ai requisiti di legge già presenti per altre prestazioni e per lo stesso reddito di cittadinanza, lo abbassa a 5 anni. Tuttavia è importante che nei passaggi argomentativi la Corte Costituzionale evidenzia un passaggio in cui afferma che trattandosi di prestazione meramente assistenziale non è di per sé implausibile un requisito legato ad un radicamento territoriale e temporale. Anzi, la stessa Corte di Giustizia, sentenza del 15 luglio 2021 nella causa 709 del 2020, ha precisato che riconoscere ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano un diritto di soggiorno la fruizione di prestazioni di assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini nazionali rischierebbe di consentire ai cittadini dell'Unione economicamente inattivi di utilizzare il sistema di protezione sociale di uno Stato membro per finanziare il proprio sostentamento. Per cui è legittimo che uno Stato membro neghi la concessione di prestazioni di assistenza ai cittadini della UE economicamente inattivi, a norma dell'articolo 7 della direttiva 38 del 2004. Addirittura e conformemente la raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 conferma che il ricorso ad un criterio selettivo basato sulla residenza protratta nel tempo è legittimo, anche in considerazione delle esigenze di salvaguardia della sostenibilità delle finanze pubbliche, purché quel requisito abbia una durata ragionevole e proporzionata. Grazie dell'attenzione.